Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. È pronto, si mangia, gnam gnam, magari, dice Francesco. Buongiorno, buongiorno, un saluto, buon mercoledì, ma anche buona domenica, visto che andiamo in replica la domenica a mezzogiorno. C'è Sammy Varin a far da mangiare. Cosa si cucina quest'oggi? Gnam gnam, passate le feste di Natale, uno dice adesso dieta. Col cavolo, perché ci sono tanti eventi, feste, sagre in giro per l'Italia che non venite mai a conoscere se ascoltate le solite radio fighe, quelle importanti che parlano solo di cose che pagano. Questi sono eventi che non pagano, nessuno paga per fare pubblicità a questi eventi su Radio Libertà. Ne parliamo noi perché parlano ancora di territorio, parlano di comunità, hanno dei piccoli sponsor che magari sono il macellaio, il parrucchiere, quelle cose che non si usano più, come nelle prime radio private avevamo questi sponsor e dovevi stare attento a mandare la pubblicità giusta all'orario giusto perché ti stava ascoltando. Beh, signori, torniamo ad amare e a difendere il nostro territorio. Radio Libertà serve per questo, vive per questo. E allora vediamo qualche evento particolare, mangereccio, ma non soltanto, signore. Questo, ad esempio, che si trova a inizio già a piangere. Soleto. È chiaro che tutti siamo stati almeno una volta a Soleto. Si trova a Lecce, in provincia di Lecce, faccelo vedere Francesco, nel cuore della Grecia salentina e del misterioso Borgo delle Streghe. Finalmente possiamo dirlo, è uscito il programma ufficiale della Focara. Si dice Focara, vero? Un evento che è tradizione, comunità, emozione, un fuoco, è Focara, fuoco, che non è solo legna che arde, ma storia che si accende, volti che si ritrovano, musica che unisce, calore che abbraccia un intero paese. Signori, solo con questa presentazione io prendo e questo 17 gennaio vado nella zona artigianale di Soleto, in provincia di Lecce, alle 19:30 c'è l'accensione della Focara. E poi, e vai, musica live e cabaret con Max Latino Show e soprattutto con tanta bella gente che arriva da tutti i paesi limitrofi. Certamente, se avete passato delle vacanze di Natale del cavolo in mezzo a parenti, amici, a casini, a tombole infinite, eccetera, disintossicarsi per qualche giorno, perché no? Questo 17 gennaio fatevi un weekend in provincia di Lecce, in Salento. Io mi caccio ancora di più nei casini, perché sapete, io dico questi eventi sconosciuti, piccole feste sagre, ma sono sconosciuti anche i posti dove si trovano gli eventi. Ricominciamo l'anno alla grande, vi aspettiamo il 17 gennaio per la festa tradizionale di prendo fiato, Sant'Antonie de Gennare, con castagne e marrocche arrosto e dolci crepe. Signori, siamo a Colle di Mezzo, in provincia di Chieti, 17 gennaio, festa tradizionale di Sant'Antonie de Gennare. Io mi scuso, la pronuncia è proprio una cicafrusta. Dalle 15:30 il tour del paese, siamo a Colle di Mezzo, provincia di Chieti, ok? Poi la Santa Messa è minimo, dove pensate di andare? La benedizione e l'accensione del fuoco alle ore 19, alle 19:30 c'è la rappresentazione del Santo Antonio con i bambini dell'associazione culturale e la serata danzante con menù tradizionale, pasta e fagioli e panino con la salsiccia, signori. Altro evento targato 17 gennaio a Colle di Mezzo, in provincia di Chieti. Chiaro che se ci seguite da queste parti
e siamo praticamente al comune di Santià e siamo a poche centinaia di chilometri velocissimi, si arriva da Milano, attaccati a Torino, ai confini con la Valle d'Aosta, signori, il carnevale storico di Santià. Domenica 15, lunedì 16 febbraio, l'accesso garantito ai corsi mascherati, ma soprattutto, signori, meglio prenotare il vostro ingresso per il carnevale storico di Santià e chiaramente trovate tutto quanto cercando semplicemente in rete il carnevale storico di Santià. La sagra del tortello, dai! Domenica 25 gennaio, poi il 1 febbraio, poi l'8 febbraio, poi il 15 di febbraio, sempre di domenica. Carnevale Mugellano, la festa del tortello in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. La specialità è la carne alla brace, ma la festa è del tortello. Gnam gnam. Stiamo esagerando, ragazzi, la polentata di Sant'Antonio, polenta chiaramente, sacra polenta taragna soprattutto, ma in questo caso non lo so quale ci sia. La Proloco di Morolo invita cittadini e visitatori la tradizionale polentata di Sant'Antonio, un appuntamento che celebra i sapori della tradizione e lo stare insieme. Domenica 25 gennaio, Morolo chiaramente, è ore 12:30. Scusate, io dico tranquillamente, sono ignorante, non sapete neanche voi la differenza che voi non avete davanti un microfono. Morolo è un comune italiano di 3.114 abitanti nella provincia di Frosinone, Lazio, signori. Gran polentata, divertimento con gruppo musicale, 25 gennaio, Morolo, Frosinone, piazza Ernesto Biondi, ore 12:30. Guardate che vi sto dando dei suggerimenti anche per farvi un weekendino, portarvi mogli e figli e nipoti. Trovate la scusa per andare alla sagra per visitare la zona, hai capito? Cioè, sono quelle cosettine che fanno bene alla salute, perché un weekend pensando ad altro ci mena via, come si dice dalle mie parti. Aprile in fiore, ve lo dico già adesso, siamo a Pisogne, splendida località sul lago di Seo. 25 e 26 aprile, Piazza Alpini, Piazza Umberto II, aprile in fiore. Hobbisti, creativi, artigiani, aziende agricole, prodotti tipici, caramelle. Chiaramente, se siete espositori, se avete qualcosa da vendere e da mostrare, contattate la Proloco di Pisogne per aprile in fiore, 25 e 26 aprile, Piazza Alpini. Bellissima occasione anche qua per un weekend sul lago. Qui siamo in Molise, Agnone. Post di gruppo folcloristico Rintocco Molisano, i fuochi di Sant'Antonio Abate. Chiaramente siamo sempre qui, il 17 gennaio alle ore 17, benedizione degli animali dei fuochi in piazza Umberto I a Vasto Girardi. Chiaramente siamo tutti stati almeno una volta a Vasto Girardi in provincia di Isernia. Molise, musica, cibo e vin brûlé. Giuro che io queste cose le visiterei tutte quante, se non fosse che devo stare a casa a preparare le trasmissioni del giorno dopo. Dal 14 al 18 gennaio c'è la festa di San Mauro e qui naturalmente siamo sempre perennemente ignoranti. A Via Grande, no, io non lo so, non so dove sia, io lo scrivo su Google. 8.923 abitanti nella città metropolitana di Catania, in Sicilia, caro Sammy Varin. Insomma, ci sono appuntamenti tutti i giorni dal 14 di gennaio fino al 18, Piazza San Mauro, Via della Regione, Via Grande, Catania. La festa di San Mauro è attiva con artigianato, prodotti tipici, commercio, articoli per la casa a tempo libero, area giochi per bambini, area street food. Come vedete, ragazzi, non ci si ferma proprio anche dopo Natale, e anche qui da noi a Dupas da Milan, a Borgosesia,
località che conoscete benissimo, per un signore che si chiama Buonanno, che ricordiamo sempre, il Carnevale di Borgo Sesia. Già, ci si prepara, cari magoni, il Carnevale si avvicina, inizieremo piano piano a svelarvi gli eventi dell'edizione 2026, così che possiate segnarvi le date sul calendario al più presto. Sfilate dei carri allegorici a Borgo Sesia. Prima sfilata domenica 1 febbraio, la seconda l'8 febbraio, la terza domenica 15 febbraio. Carnevale di Borgo Sesia, per divertirsi con ingresso gratuito a 2 passi da Milano. Ho finito? Assolutamente no, potrei andare avanti fino a domani mattina, ma prima però, prima di chiudere, qualche evento targato Lega, perché è passata la follia natalizia dove abbiamo mangiato e bevuto e quasi ci siamo dimenticati della Lega, perché sotto Natale lasciamoli un po' riposare questi deputati senatori. Si ricomincia a incontrare i deputati senatori, il territorio, per parlare, ma soprattutto per ascoltare. E allora cominciamo a segnare giù gli appuntamenti da non scordare, perché martedì 24 febbraio c'è la cena della Lega, fa vedere chi, a Ceriano Laghetto. Siamo nell'Interland di Milano, ma più vicini alla provincia di Monza e Brianza. Facci vedere il volantino. 31 anni di Lega Cerianese, la cena della Lega di martedì 24 febbraio alla Griglieria Raffaele di Ceriano Laghetto, Monza Brianza. Taglieri di salumi, risottino alla milanese, la grigliata di carne con il medaglione di manzo, costine luganiga, patate al forno, il dessert con la panna cotta ai frutti di bosco, gnam gnam. Mangiando e bevendo ricorderemo un altro che amava moltissimo mangiare e soprattutto bere, ma ancora di più suonare. Ricorderemo il maestro Ciato, che è stato fondatore della Lega a Ceriano Laghetto, ma soprattutto fondatore qui in radio di una trasmissione che era l'Osteria Padana del Jazz, che ci manca tanto, tanto. Appuntamenti da non scordare per domenica 25 gennaio. Sì, si mangia con la Lega alle 10:30. Si inaugura la sezione della Lega di Cologno al Serio. Siamo in provincia di Bergamo e del point di Giovanni Malanchini. E alle 12:30 il pranzo Media Pianura Bergamasca al ristorante Cascina Betosca. Antipasti bergamaschi, pizzoccheri alle erbette e formaggella, brasato con polenta, torta, caffè, acqua, vino bianco e rosso, signori, per stare insieme domenica 25 gennaio con la Lega Media Pianura Bergamasca. Anche questo, signori, è un evento di quelli particolari, non se ne trovano molti sul territorio, ma sono apprezzatissimi e arriva gente che non c'entra anche niente con la Lega, ma che viene per provare questa squisitezza. La festa della Bagna Cauda, ritorna questo evento tanto desiderato soprattutto dal sottoscritto Sammy Varin, che ci partecipa molto spesso. Era da qualche anno che la Lega non lo organizzava più, ora siamo ritornati a farlo a Grugliasco, siamo nella cintura torinese, sabato 7 febbraio a cena dalla Pro Grugliasco in via Leonardo da Vinci 20 a Grugliasco in provincia di Torino, la festa della Bagna Cauda. Saranno presenti parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali del territorio, ma attenzione, ci saremo anche noi di Radio Libertà. Un tavolone tutto nostro, ringraziando gli organizzatori, in particolare Nunzia Risicato. È lei che dovete contattare se volete provare questa squisitezza che cercate su Google che cos'è, una roba che vi assicuro lascia il segno. 338 29 16 908 per prenotare la festa della Bagna Cauda di Grugliasco Torino per sabato 7 febbraio ore 20
con Radio Libertà, quindi potrete conoscere lo staff di Radio Libertà e magari anche qualche regista che non riusciamo mai a portarcelo, magari ce lo portiamo, è che il problema è che mangiano tanto, hai capito? Lega di Grugliasco, chiaramente bagna cauda ma non soltanto, antipasto di salami misti e formaggi, la bagna cauda o in alternativa agnolotti di magro, burro e salvia, dolce, vino, acqua e caffè, 30 euro, ma c'è dentro anche un biglietto della lotteria e se ben ricordo le cose che si vincono erano veramente toste. Ho finito? Non ancora, signori, ancora qualche evento targato Lega, perdonatemi, in tutto Magna Magna si parla di tutto, ma sono appena ricominciati gli eventi con la Lega e non resisto. Lunedì 19 gennaio alle 17 in Corso Venezia 47 a Milano, Veranda Liberty, Palazzo Castiglioni, Confcommercio, la presentazione del libro La rivoluzione del buonsenso con Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e Giuseppe Valditara, l'autore del libro, che è anche ministro dell'istruzione e del merito. Lunedì 19 gennaio, ore 17, presso la sede di Confcommercio di Milano. Ce ne sono un fracco di eventi targati Lega, vi invito ad andare sul sito legaonline.it, ma ad esempio questo venerdì 16 gennaio alle 17:30 la Lega Provincia di Salerno ha la sua assemblea programmatica, questo venerdì 16 ore 17:30 al Grand Hotel di Salerno. E poi c'è Vannacci a teatro, chi l'avrebbe mai detto? Cioè, Vannacci come Cruciani, non lo so, però è un qualcosa di particolare, siccome so che non c'è qualche fan di Vannacci, ma ce ne sono migliaia che mi stanno seguendo. Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, atto secondo, remigrazione. Quella parolina che Sammy Varin vi sta insegnando quotidianamente, ditelo con me, dai, remigrazione. Bravi, bravi, bravi. Roberto Vannacci a teatro, signori, e sì, lo stanno già prendendo in giro sui quotidiani, ma va bene. 15 marzo, ore 16:30, Teatro Verdi, Montecatini Terme, la sua Toscana, ma soprattutto, signori, si parla di remigrazione e questo mi piace tantissimo. Un po' meno il fatto certamente che un politico vada a teatro, che magari si paghi pure il biglietto, sinceramente, però ognuno ha i suoi gusti, ma soprattutto Vannacci è Vannacci ed è un personaggio che stiamo seguendo, state seguendo, stanno seguendo, europarlamentare della Lega, vice segretario federale della Lega, e dici niente. Sabato 31 gennaio si apre la campagna elettorale ad Arezzo e c'è la cena di apertura campagna elettorale al ranch Le Gorghe Rigutino. Siamo in provincia di Arezzo. Sabato 31 gennaio, ore 20, si apre la campagna elettorale. E poi basta, e poi me ne vado, dai, sì, non ce n'è più di robe da mangiare, ce n'è. E allora vi do appuntamento sul sito legaonline.it e naturalmente ogni mercoledì alle 12:30, ogni domenica ogni mercoledì a mezzogiorno, ogni domenica alle 12:30 e poi via via nelle repliche di quando meno ve l'aspettate. Buon appetito, buone feste, buone sagre. Grazie naturalmente a Francesco in regia, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domattina alle 7:30.